Monica Moro e Valentina Cavalieri, buongiorno. Allora, mi raccomando, fateci sentire la vostra voce. Chiamateci in diretta per parlare con le nostre ospiti. Commentate le nostre dirette sui social, su YouTube, su Facebook, su LinkedIn, su tutti i touch point dai quali ci potete vedere o ascoltare. Oggi puntata super speciale. Perché? Voi, se volete, potete giocare con noi, anzi con loro. Quindi vi ricordo il nostro numero di telefono per la diretta che è 029294 7222 per giocare con loro due. E come giocherete? Con le carte. Carte che sono carte che si chiamano carte? Carte. Carte. Non Già, è partiamo non è bene. come si chiamano le carte, ma come le usiamo che fa la differenza. Vi faccio vedere, qua c'è la carta che chiamo del telefono perché il vecchio disco del telefono. In realtà sono carte potentissime. Queste sono le carte invece che ha portato Monica. Però un attimino solo, perché io devo finire la mia introduzione, devo anche fare dei saluti. Un attimino solo. Io sapevo che con voi due avremmo fatto casino da subito, ma fa niente, non ha importanza. Io sono molto felice oggi, si vede sicuramente. Allora, vi invitiamo a collegarvi in streaming su YouTube o sul sito perché durante la nostra diretta giocheremo con le carte ispirazionali o intuitive e libereremo pensieri, idee a ruota libera lasciandoci guidare dalla fantasia. Insomma, sarà un'occasione oggi per scoprire come razionalità e intuizione possano incontrarsi e aprire nuove prospettive. Lo spiegheranno loro due, io non c'entro nulla, io sono qui solo a presentare, poi mi sposto, mi nascondo dietro la pianta e fanno tutto loro. Va bene, allora. Chi sono le due ospiti speciali? Loro rappresentano la forza dell'ispirazione e della connessione. Vi ricordate la canzone che poi sentiremo, You Got a Friend di Carole King? Ecco, loro due sono l'esatta rappresentazione della canzone perché sono due donne meravigliose, due amiche, due socie di rete al femminile e sono anche e soprattutto un gradito ritorno in studio e sono qui con noi oggi, quindi rifacciamo il rullo di tamburi. Monica Moro! Un applauso, Grazie, felicissima di essere qua di nuovo. E Valentina Cavalieri. Ciao, bentornati anche a voi, Che bello rivedervi. oggi loro, no, sono coach, ma in realtà in una vita passata, neanche tanto lontano, non so se 20 anni fa, quando 30 anni fa, 10 anni fa, Fino a so 4 anni perché fa. sono giovanissime loro rispetto a me. Comunque, loro erano ricercatrici molecolari, corretto? Tipo scienziate, insomma, ecco, per dirvela proprio in soldoni, no? Facevano le ricercatrici insomma, poi lo dite voi. Sì. Eravate due, poi che poi eravate, non è che uno smette di essere scienziato, cioè uno nasce intelligente, fa lo scienziato, continua a fare lo scienziato. Tanto che io con loro mi diverto perché inizio a fare delle domande assurde e loro ti trovano poi la definizione, no, biologica, scientifica della qualsiasi, quindi è bellissimo averle come amiche perché veramente ti riempiono la vita di informazioni preziosissime e sono anche molto, molto brave perché sono delle coach. Allora, finiamo l'introduzione che sta durando mezz'ora, ma va bene. Allora, preparate la vostra carta ispirazionale. Abbiamo già sfrucugliato tutti qua in studio in redazione, sono venute fuori delle cose meravigliose. Telefonateci al numero in sovrimpressione 02 92 94 7222 per giocare con loro due. Allora, ci racconteranno quali sono i loro ingredienti della loro ricetta di donne di freelance. Cita apposta la canzone Ricetta di donne interpretata da Ornella Vanoni perché attraverso scelte linguistiche puntuali e raffinate sottolinea con ironia alcuni stereotipi sulle donne. Ricetta di donne interpretata da Ornella Vanoni nel 1980, è stata scritta dalla Vanoni stessa con Amerigo Paolo Cassella, Sergio Bardotti, Toto Savio, Michele Zarrillo. E siccome Pesca dalla rete è una trasmissione tutta al femminile, salutiamo e ringraziamo alla parte tecnica, ai 1000 tasti pulsanti, a tutti i monitor, ma soprattutto alla regia, la nostra Natalia o Natalia, tanto lo sbaglieremo sempre. Grazie per condurci in questa diretta. Salutiamo anche la nostra Sveva che oggi è a casa, cuoricini per tutte e due. Benissimo, partiamo? Partiamo. Siete pronte? Oh, sempre. Nome. Valentina. Monica. Cognome. Cavalieri. Moro. Città. Lecco. Uboldo. Professione. Life coach. Life coach. E cosa fate insieme col vostro lavoro?
promuoviamo un cambio di prospettiva nel modo in cui ognuno vede se stesso, il mondo e anche con strumenti Un po' particolari. particolari. Sì. Il cambio di Tipo le carte, prospettiva per esempio. che sottende a qualunque cambio di, percezione della realtà e quindi a cambio della propria realtà personale. Io l'ho detto che eran scienziate, quindi vedete voi quando andiamo avanti così per tutta la trasmissione, cioè Sì, se vuoi entriamo direttamente nella fisica quantistica, però prendete carta e penna perché no, io poi mi sposto, fate voi direttamente. Allora, cosa non fate con il vostro lavoro? il lavoro dei nostri clienti. Decisamente. Giusto, perché voi non date consigli ai clienti, non dite No. al cliente cosa deve fare, è il cliente che se vuole se la deve svangare da solo, più o meno. Con noi. Siamo facilitatori di processi, Facilitatori di processi. Guide. enzimi. Lo sapevo io. Va bene, sentite, io adesso basta, cambiamo scaletta, voglio giocare con le carte. No, basta, cioè, voglio far divertire i nostri radioascoltatori. Mi raccomando, 0292947222. Chiamateci per parlare con loro due, ma soprattutto per giocare. Se soprattutto riuscite a vederci in uno schermo, potete giocare con noi perché vedete la carta che peschiamo, eccetera, eccetera, eccetera. Pesca la carta. Oggi la trasmissione si intitola Pesca la carta. Esatto. Pesca la carta. Ah, devo pescare io? No. No. Pescatela voi. Se vuoi cominciare tu, Ma non c'è devo cominciare problema. io? Hai già iniziato prima, vogliamo continuare? A far cosa? A pescare. Io pesco da una vita. Pesca. Vabbè, pesca una carta, ma questa qui col telefono? Quella che preferisci. Adesso c'è ancora quella di La carta del telefono? Non devo chiamarle, vero, le carte, dico voglio pescare la carta, no. No, non ci fa- sono tanti modi, o io le scorro e tu mi dici basta. Dai, scorrile che ti dico basta. Basta. Che bella! Che carta è? Sembra un limoncino aperto. Guardate che bella, si vede? La facciamo vedere? E adesso cosa dobbiamo fare adesso che ho pescato la Adesso te la carta? guardi? Adesso te la guardi bene. Aspetta, prima la facciamo vedere anche a loro. La vedono? L'avete vista? Fateci sentire se l'avete vista! Allora, oddio, che meraviglia! Da che parte devo vedere? Venete pareva. Io non ho parole, Venere. Che bella che è! Cosa ci vedi? Beh, allora posso dire, questo qui è il ventre centrale, il ventre, la terra, la madre, Venere poi insomma, quindi e queste son tutto quello che può nascere da questo ventre. Non so, sì, no, so potrebbe essere un'interpretazione, no? Sì. Ma la Carina. cosa importante è l'interpretazione. A me fan paura però oggettivamente io vorrei, regia, mandiamo uno stanco. Nella tua vita presente, Sì, che presente. vabbè io ti conosco, quindi Tu so mi che conosci? tu sei madre, Io tua non ti figlia ormai è conosco. grande, ha preso la sua strada e Sì? puoi vivere la tua vita in modo consono a quella che è la terza fase, la saggezza femminile. Ah, non la vecchiaia, okay. No, mi ero preoccupata. Ecco, questa carta che ti richiama il ventre. Bella, L'importanza del bellissima. ventre, tra l'altro, è la parte centrale più ampia, Sì. no, quindi questo ventre. Fare anche un po' di addominali, Come mi ricorda che devo fare un po' di addominali, Monica, oggettivamente, dai, Sì, È un seriamente. problema comune. È un problema comune, quindi no, quello lo possiamo seriamente, aggirare. è Ecco, bellissimo. nella tua vita, questo richiamo al ventre, cosa ti va a venire in mente? Nella tua vita di adesso, in questo momento presente. Non posso rilasciare dichiarazioni, mi dispiace. Parliamo di aspetti concettuali, professionali. No, va bene, allora diciamo che in pancia ho dei progetti fantastici, okay, ti piace come cosa? Dei progetti fantastici, quindi non posso oggettivamente No, non devi dirlo. raccontarti i progetti, però tu ci vedi Sì, un legame col sì, fatto sì, che sì. in un Ma certo non solo, queste 2 cose qui laterali addirittura Ah-ah. sembrano 2 manine che tengono e contengono questa Mh-mh. cosa grande che io ho in serbo, forse anche per voi, chissà, non lo E so. queste manine di chi sono? Beh, mie, ovvio si vede, sono mie, nel senso mie. Quindi Mi autoproteggo. Cer queste mani quindi stanno proteggendo certo. o stanno contenendo, accompagnando, Delle 3 una. trattenendo? No, secondo me sostenendo. Okay. Sai come quando, eri incinta che facevi così, tenevi la panza La su sollevavi sì, perché pesava esatto. troppo, Si sì. pesa, qui perché sta per partorirla. Okay. Quindi Hai la vedi capi anche vicino al Sì, parto ma questa cosa. certo, stiamo per partorire super progettori, ma non possiamo raccontarvi nulla. Dai, andiamo con un'altra bella questa E i carta, colori cosa ti dicono? bellissimo il limone,
non so, comunque un colore bello, il sole, vabbè dai, il sole e il mare, ci sta dai, il sole e il mare, la terra, i colori i colori della terra visti dall'universo, perché siamo connessi con l'universo, quindi connessi. Allora, C'è precisiamo. qualcuno che ha bisogno di una vacanza C'è perché qualcuno sta che ha parlando di bisogno una mare vacanza, dall'inizio. esatto, anche questo ci dice questa carta. Poi vabbè, i fiorellini, no, ma mi piace, mi piace. E poi su questa cupola qui che ha del sacro. Ha del sacro, quindi Eh i sì, tuoi Quindi è una perché nascita sacra. sì, ma perché io in alto c'ho delle persone che mi proteggono, sei sai, sicura e che che mi sono ispirano. persone fuori da te? No, no, beh, nel senso regia possiamo andare nello oh, ma siete venuti qui a intervistare me voi 2? Adesso me la faccio io doma Ha scoperto l'imbroglio. quindi Cavoli, ho scoperto no, l'imbroglio ma subito. ragazzi, no, andiamo molto male. Prendete voi un'altra carta adesso. Non vuoi Ancora. sapere cosa abbiamo fatto? Sì, cosa avete fatto? Questo è il senso del giochino, Sono no? tutte carte uguali, c'era solo quella. No, assolutamente no. Questo M'avete fregato è un così. mazzo che è stato creato da Ah, guarda, c'è gesta dentro la mia figurina dentro qui nel mazzo più o meno. perché si chiamano le carte del sole e della luna. Io sono Luna. La tua è una carta lunare femminile, Vedi? quella che hai L'ho pescato. detto intuitivamente, perché sono dominata dalla Luna, son del Cancro. E poi la Luna è materna, è beh. Vai avanti che mi piace 'sta Quello cosa. che volevamo che abbiamo mostrato con te in questo momento è, quanto si possano utilizzare le carte che bene o male richiamano sempre ad archetipi, cioè Mh-mh. a, figure metaforiche che sono ingranate Certo. nell'inconscio, per stimolare l'intelligenza intuitiva. Non per fare la cartomante nel senso No, classico, che certo. non è il nostro mestiere, Mh. ma tante volte, per anche enucleare meglio una E difficoltà, un tema e o un nuclei? enucleare, cioè racchiuderlo bene, una carta può Sto scherzando. direzionare l'attenzione della persona su qualcosa di specifico che in questo momento nella sua vita richiede attenzione. Magari a Certo. livello razionale non è consapevole, perché il nostro sistema Mh. nervoso a livello razionale elabora concetti, idee, logica, correlazioni, riconoscimenti di schemi, ma, i 2/3, 4/5 del nostro sistema nervoso non è la corteccia frontale, Molto di Certo. più, molto di molto di più. più. Circa il 90% dei nostri processi quotidiani è inconscio e quando noi utilizziamo le carte in un accompagnamento, nel coaching, noi le utilizziamo proprio per portare in emersione quelle Mh-mh. componenti inconsce che in realtà certe volte fatichiamo proprio a vedere, perché sono Certo. schemi, perché fanno parte della nostra storia e che la nostra mente razionale resiste un po' all'idea Mh. di vederle, perché vederle Okay. vuol dire entrarci in profondità e certe cose certe volte possono spaventare molto. E Mh-mh. quindi utilizzare le carte nel processo di accompagnamento di un coachee ci aiuta proprio per poter permettere di utilizzare uno strumento che è facile, intuitivo. Mi racconti quello che vedi, non ti chiedo nient'altro, non ti dico che cosa c'è dentro, perché non mi interessa la mia elaborazione o quello Certo. che sono semplicemente Ma meramente adesso che mi avete il messo significato l'ansia del con 'sta simbolo. carta adesso che mi avete messo l'ansia con 'sta carta, con queste aspettative che io no scherzo, non mi avete messo Mh. nessun'ansia, sto scherzando, io sdrammatizzo. Ma poi dopo in separata sede mi dite cosa devo fare con 'sta carta o resto così Ma in realtà quello che l'ho è già arrivato è fatto. un'informazione per te. Mh-mh. Certo. Quello che c'hai visto, Mh-mh. quello che ti ha portato di informazione, ti ha raccontato di essere al termine di una gestazione di cui ti stai Mh. prendendo cura, Mh. qualcosa di importante che ti piace, che è pieno Mh-mh. e che è pronto Sì, ed è sì, maturo. prontissimo direi. I colori sono quelli I della colori gioia, del Mh. mare, Mh. l'acqua, lo s La pulizia, l'estate, la l'estate, Tu sì hai felicità. certo, parlato la del leggerezza, mondo, sì. ma quel giallo può anche essere il grano che è pronto Certo, per essere raccolto. Quindi è certo. un processo in divenire. Mh-mh. È Ed è un questo quello che racconta processo te ed è esatto. questo quello che è Certo. importante per te. E voi non volete provare a giocare con le carte, con le nostre ospiti di oggi che, ripeto, sono coach, e hanno però veramente una preparazione profonda, perché, molto spesso si sente oggi parlare di coach, ce ne sono tantissimi, no, e magari nella vita prima facevano dirigenti d'azienda, poi si son messi a fare coach, ci sono tante esperienze. Io penso che la vostra sia molto particolare come esperienza, perché
non è da tutti essere scienziati oggettivamente, cioè bisogna anche essere È da un po' di persone. Sì, no, penso che no ne sia vabbè, più di oddio, uno. sì, io ne conosco 3, voi 2 e un'altra mia amica, mia carissima amica che è una biologa Ma non è marina. coach? No, 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 lei è ricercatrice universitaria, è restata là a fare quello che voi facevate, no, lei ha girato il mondo e lei è biologa marina e cavaliere del lavoro, amiche tutte così, io tutte super mega intelligenti. Vabbè, possiamo andare avanti o possiamo andare avanti a giocare? Ditemi voi, tanto Possiamo fare un po' e un po', potete anche farmi facciamo un po' e un domande, po'. cioè fate quello che volete. La cosa importante era dire perché Sì. è una cosa importante, tu non sei arrivata con una domanda, un No, tema da no, 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 no. esplorare, No, quindi no, noi no, non no. avevamo un obiettivo di facilitarti un Certo. processo. Semplicemente hai pescato un'informazione che ti dice quanta gioia ti dia questa, gravidanza di Certo, progetti che stai portando avanti. Quindi certo. è semplicemente stato pesco un'informazione. Cosa ti dice? Ti è utile sapere che la vedi così? Ti Sì, ti sì. pia Sì, È certo, ti dà confinato delle belle appunto a livello di vibrazioni. gioco. In una sessione di coaching invece diventa, proprio lavorando sull'obiettivo, come chiamano tanti, oppure sul tema che la Certo. persona porta, allora la carta diventa più orientata a portare in superficie messaggi Certo. simbolici della parte Non subconscia. siate timidi, provate a giocare anche voi, è divertentissimo, è liberatorio. 0292947222 per giocare con loro 2. Io non mi ci metto più in gioco. C'è qualcuno? No, non c'è nessuno. Va bene, da quanti anni siete in rete femminile? Io Da con un dei secolo. Da un io secolo. sì, no, con delle grandi discontinuità, ci sono da quando è nata, poi sono stata assente per un lungo periodo, poi sono rientrata, Mh-mh. quindi in modo discontinuo da tantissimo. E tu, Io invece Valentina? sono una relativa new entry da gennaio Caspita. 2025. Sei una baby socia? Perché siete Sì. in rete femminile? Perché Far ci piace cacciara. far cacciara con le altre donne. In che senso arcacciara? Perché Oh è signore. dal giocare insieme, Sì. trovare punti di divertimento, trovare Bello, momenti sì. ludici insieme che si generano quelle relazioni che poi possono produrre business, o possono produrre amicizia, o possono produrre gioia nella vita, che è quello che Sì. serve Perché per ci si può prendere anche un po' meno sul serio, no, Pensa delle che io ieri volte. sera sono andata a una festa di compleanno di una socia di Rete Lecco, E non ci avete invitato? No, ha invitato le socie di Rete Lecco, ma è stato molto divertente ed è stato anche bello perché Fa è un portare piacere. fuori, no, è un creare Quando io faccio la relazione festa di anche al di compleanno non fuori. invito le socie di Lecco allora, invito solo quelle di Milano. Gne, gne, gne. Vabbè dai, ci imbuchiamo. Ci imboccheremo, Ci io entro con te. vabbè. Tanto a te E ti se invece invito. voi volete cicciarare con loro 2, 0292947222 per giocare a carte con loro 2, qual è il potere delle donne nel mondo del lavoro? Quello che si prendono. Assolutamente quello che si prendono. E cos'è che si prendono? Possono prendersi tutto se vogliono. Perché essere piccole quando si può essere Ma grandi? vedi, ma io le adoro, no, E soprattutto gli altri hanno potere di me nella misura in cui io glielo do, certo, come diceva la nostra cara Eleanor Roosevelt. Quindi, certo. dipende da me. Mh. Andiamo avanti? Avete altro da dichiarare? Sul potere delle donne? Sì, No. sul potere delle donne. Va bene, allora qual è il domandona seria, qual è il portafortuna che avete sulla scrivania? Io sto cercando un guanto, quelli delle armature medievali. Signori, E se c'è qualcuno che ce n'ha uno mi faccia sapere perché lo voglio mettere proprio bello piazzato sulla mia scrivania. Signori radioascoltatori, radio collezionisti, abbiamo una richiesta per voi. Mi raccomando, collezionisti di armature, se avete chiamateci allo 0292947222 perché così date il vostro contatto a Valentina che comprerà il guanto, da voi. Lei signora? Io Prego. invece ho, un obelisco, che poi è un obelisco da 1 chilo circa Sì? di quarzo ialino, Bello. ed è fantastico perché purifica Mh-mh. e all'occorrenza lo posso dare in testa a quei clienti che necessitano che maggior purezza entri nel loro cranio. Va bene. Allora qua clienti niente. Attenzione. Beh, oddio, Attenzione. non m'è mai capitato di dover prendere No, vabbè, ma la Decisioni drastiche, ecco. ma la mio marito. vedete? A lui
con lui è tutto lecito. Tuo marito ha preso in testa il coso da 1 No, me l'ha chilo? regalato. Ah, okay, okay. Va bene. Però all'occorrenza, se sa Salutiamo anche il mai. signor marito della signora Monica Moro. Buongiorno signor Alessandro Testa, va bene, salutiamo anche allora, con la macchina del tempo andiamo indietro. In quale epoca andiamo e perché? Chi andiamo a intervistare? No, io sono in ricerca e quindi vado Del nel guanto. Medioevo e cerco il mio guanto de Il guanto. ferro. E io Perché invece ha uno scopo, sì. perché il guanto le Anche lei vuole dare in testa qualcosa. A me questa fanno mano può essere a me piuma, fanno può essere paura. ferro, no? E quindi lo teniamo lì come simbolo motivazionale per chi ne ha Per bisogno. non prendere una sberla de ferro in faccia. Esatto. Hai presente il film, Robin Hood un principe in calzamaglia, il grande capolavoro? Quando c'è quella scena con lo sceriffo era, Sì. giusto? Che lo sfida col guanto e lui prende il guanto dell'armatura e lo stende, è esattamente quello che avevo in mente. Va bene, tutto a posto, Tutto bene. va tutto bene, l'intervista sta andando bene. Tu Monica dove vuoi andare? E io voglio andare nel futuro perché amo la fantascienza da un lato, dall'altro il mio spirito di ricerca mi porterebbe a domandarmi: ma che abbiamo combinato di bello noi esseri umani di qui a 10.000, 20.000 anni? Quindi farei un viaggetto in avanti per capire se ci siamo ancora o no, che come ci siamo evoluti. Va bene, va bene, va bene, mi avete convinta tutte e 2, resto qua. Allora, se tu potessi parlare con una rosa, cosa le chiederesti? Tu Monica e tu Valentina. Allora, siccome io ho un tatuaggio che occupa tutta la mia gamba e che è un tralcio di rose, chiederei proprio alla rosa: "Ma perché diavolo hai voluto che io ti tatuassi sulla mia gamba?" Ah, quante spine ha? Non le ho contate, però ho dei boccioli. Quanti? 3. Hai visto? Mh. E tu Valentina? Ah, le chiederei se è in grado di sopravvivere anche a casa mia col mio pollice verde. Perché io i miei dubbi ce li ho. Davvero? Mh-mh. Allora, una parola che manca nel vostro lavoro e se c'è la inventate, qual è? Corretto. 1, 2, 3. Molti mi fanno Precipitevolissimevolmente. che tradotto? Beh, viene da Mary Poppins, no? No, certo, ovvio. Anche supercalifragilistichespiralidoso. Ma Questo è In già realtà dato. anche manca Cancaminì. vero. Andiamo avanti. Manca perché non la vogliamo. Okay, Esatto. Perché in okay. realtà c'è questa tematica che ormai tutti vogliono tutto subito, Sì, ma noi non no, funziona così. no, non funziona così, si lavora piano, sano e si va lontano. E quindi è necessario prendersi il tempo giusto per ogni problema, per ogni Il ritmo situazione giusto. e il ritmo giusto e andare veloci no, No, no. a volte sì, a volte succede che un'integrazione di un tema sia velocissima, a volte richiede 2, 3, 4 Certo, settimane, devi darti il tempo. La però non è rice un tempo classificato come quello che noi conosciamo canonicamente, è un no, tempo totalmente interiore, perché il nostro esatto. inconscio viaggia su binari suoi. Invece va molto di moda la ricerca della pillola magica che in 30 secondi ti risolve il problema e quando va a trattare con tematiche interiori non esiste. Allora, facciamo una cosa, mandiamo il contributo musicale e poi ci fermiamo per 2 minuti di pausa, va bene? Perfetto, a tra pochissimo.
con te ovunque, Radio Libertà. Scarica l'app per smartphone o tablet dal tuo store o sul sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Ladri in casa? Installa Dialogos 389 11 89 705. Dialogos è l'antifurto senza fili che ti permette di stare in casa con l'allarme inserito, anche ai tuoi amici animali. Chiama il numero 389 11 89 705. Antifurto Dialogos e sei protetto 24 ore su 24. 389 11 89 705. Sicurbet. Prima è meglio che dopo. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Eccoci di nuovo qui, buongiorno cari radioascoltatori. Avrete capito che questa è una puntata super speciale. Vi do i numeri, non da giocare all'otto, ma per chiamare in trasmissione 0292947222 per giocare con loro due, per parlare con loro due. Sono le nostre ospiti di oggi, coach, ma prima di essere coach sono, me lo ripetete, biologa, ricercatrice molecolare, cosa sei tu? Immunologa molecolare. E tu? Biotecnologa. E tu cosa facevi? Io facevo ricerca biomedica Così, in un ambito, in più ambiti. Come in io realtà. faccio editing dei testi, lei faceva questa cosa. Ricerca biomedica, ricerca Ma- sul cancro, vaccini, malattie autoimmuni, malattie infiammatorie e... Basta? Cellule staminali. Ah beh, ecco appunto, lei invece scusi. Io sono scappata molto presto dal mondo della ricerca in realtà, perché dopo l'anno di tesi ho cambiato proprio strada. L'anno di tesi l'ho fatto in un laboratorio che lavorava su una distrofia muscolare. Caspita. Complimenti, complimenti, allora, perché si ride e si scherza, però ci sono delle professioni veramente interessanti, delle professioniste estremamente serie e soprattutto due persone fantastiche, non perché le conosco, sono mie amiche, perché sono soci di Rete al Femminile, no, perché sono veramente... Andate a cercarle anche in rete, sui loro siti. Monica, il tuo sito è? monicamoro.it. valentinacavalieri.it. Facilissimo, facile. quindi non avete scuse, le trovate in rete, googolate e le trovate. Andate a vedere tutte le cose meravigliose che fanno. Allora, visto che prima avete sfrucugliato me, adesso sfrucugliatevi tra di voi. Fate vedere ai nostri radioascoltatori come funziona veramente qual è il potenziale, qual è il significato delle carte. Ok. Che non è... Micro tema o a caso? Facciamo a caso, dai. Ok. Tanto non è mai a caso, quindi. il Tu telefono. ancora non hai parlato, quindi pesco io. Le carte sotto bicchiere adesso usiamo, poi ve le facciamo vedere. Sì, le carte sotto bicchieri. Sono carte tonde. Sono carte Hanno una tonde. storia bellissima. queste Sembrano carte. il telefono di una volta, il disco del telefono di una volta. Aprilo Gliela pure. facciamo vedere ai nostri... Aspetta, scusate. Questo è il retro della carta, ok? Quello che gli dico sembra il telefono, quello di una volta, quello del 0, 2, ok. E questa invece è la carta. Non so se si vede, riusciamo a inquadrarla, no? La zoomiamo? Vengo lì davanti? Aspettate, arrivo. Oggi è una giornatona. Vado qua. Un po' più indietro. La vedete? La vedete da qua, la vedete da qua? Più o meno? Eccola qua, più o meno, eccola qua. La vedete? Perfetto, torno. Eccoci qua. Non la tengo nel verso in cui è uscita? No? Guardala come vuoi. Raccontami che cosa vedi in questa carta. Per informazione, visto che si è vista ma poco, Sì. è rappresentato il 2 di coppe e ci sono rappresentate due sirene che hanno una coppa ciascuna in mano, hanno i polsi legati da un nastro, sono in una
nell'acqua, è un'acqua verde, nello sfondo abbiamo una luna crescente e dei delfini che si tuffano. Quindi quello che io vorrei sapere da Monica in questo momento è se c'è qualcosa di quest'immagine che la colpisce particolarmente, un colore, La una scena. simmetria tra i delfini Mh-mh. e la sirena femminile che si avvicina a quella Scusate. maschile, quasi dovessero unire in un unico calice le loro 2 caratteristiche, ma è lei che si sta muovendo verso di lui è fermo e seduto e la luna è crescente, Ah, con un pianeta in congiunzione che potrebbe essere Giove, Okay. che Perché Giove? è il primo che mi è venuto in mente, Venere scontato, Giove. Ehm, e soprattutto, lei sta arrivando da un fondale che ricorda un'onda del mare in sé. Però è privo di vegetazione che sta nascendo, cioè c'è questa base liscia, che sembra un'onda, che porta la sirena femmina dalla sua componente maschile ed è intorno alla componente maschile che stanno germogliando. Cosa ti racconta? Mi racconta che, il movimento che mi serve in questo momento non è aspettare che l'energia maschile si muova verso di me, ma è portare la mia energia maschile, cioè la mia energia femminile e la mia energia maschile, affinché i 2 fluidi si mescolino e la luna possa crescere. È un'informazione importante. Bene. quindi Fatto, io posso praticamente andare? le carte funzionano così, cioè, quello che ti viene spontaneamente, quello che ti evocano spontaneamente è quello di cui forse, probabilmente hai bisogno? E quindi lo vai a cercare nelle carte? No, Mhmm, come funziona? no, No. funziona ma è più come se fosse un test per libere associazioni, Okay. stile Freud o Mh-mh. Jung o simili. Quindi tu hai un'immagine, che cosa ti richiama quell'immagine in termini concettuali e non di altre immagini possibilmente, e, quei concetti per me sono metaforici, sono simbolici. La Certo, luna che cresce, Giove in congiunzione, Giove è legato a, la propria abbondanza, la propria prosperità, è grande come pianeta, è il più grande del sistema solare. certo. Si pensa sempre che, cioè se da un lato io ho una mia personale visione del maschile e del femminile, per cui il movimento me lo aspetto dal maschile, quella carta mi sta dicendo: "Guarda che forse è il caso che l'energia femminile la muovi tu, Certo. che di maschile ne hai tanta, Mh-mh. portagli quella femminile, perché il maschile da solo non feconda niente". E infatti intorno al maschile nascono le piante, ma perché lei gli sta portando ciò che può essere fecondato. Queste carte comunque sono anche molto potenti per creare delle metafore a livello proprio di scrittura, nel senso anche quando c'è il blocco dello scrittore, no, uno magari si lascia ispirare da una carta, Ma guarda, possono essere usate in sì, qualunque ambito. Io sì, conosco sì, una sì, consulente finanziaria che usa le carte per aiutare i suoi clienti a capire meglio cosa vogliono fare dei loro patrimoni. certo, Cioè, e non hanno un legame, qui parliamo di intelligenza intuitiva, non abbiamo chiaro. una, volontà di predire il futuro o No, 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 simili no, cose. certo, Assolutamente, certo, assolutamente. certo. È proprio poi possono anche raccontarti una storia e Beh, nella sì. storia che tu leggi, che tu vedi, che immagini Aspettate, scusate, è poco carino quello che devo fare, ma devo ogni volta nella storia che tu vedi e leggi e immagini, parla di te quella storia. Quindi certo. ci sono i tuoi contenuti, ci sono le tue narrazioni, c'è il tuo passato, il tuo presente e magari anche il tuo futuro, senza leggere il futuro nel senso Sì, tradizionale certo, immaginato del termine, la quello sfera di che si conos cristallo, esatto, ecco, nessuno no, ha la sfera di cristallo, nessuno, certo. però magari è la storia che ti stai raccontando. Certo. In quella storia magari potrebbero esserci delle falle, Mh, o qualcosa da guardare, o esatto. qualcosa che magari non è come vorresti. Mh-mh. Allora si lavora su Certo, E da quello. lì si partono le domande, no, Esatto. chiaro. uno potrebbe chiedere: "Ma in quell'immagine tu chi sei?" Ma vi faccio una domanda, non è che poi a un certo punto scivola sulla sedia, non è che poi a un certo punto viene un po', passatemi il termine, il trip di continuare a indagare, continuare a cercare, cercare, ti viene proprio, non dico l'ansia, proprio la smania di cercare di scavare, perché noi delle volte siamo anche quello, così profondi che continuiamo a scavare, a scavare, a scavare e non poggiamo poi per terra le cose, no, anche magari una risposta di una carta, no, non ti piace talmente tanto che ne vuoi scoprire ancora un'altra, ancora un'altra, ancora un'altra e vai un po',
non so come dire, ecco, insomma, ti viene un po' il desiderio di continuare a cercare, forse anche l'ansia di una ricerca o di avere delle risposte e darti delle risposte. Non so, è una domanda, sapete che io, sono la signora dei dubbi. È che a un certo punto arrivi a comprendere Okay. che non si tratta di capire, da un punto di vista concettuale, Sì. intellettuale, di scoprire il perché mi è successo questa cosa. Tanto è successo. Mh-mh. Il punto è starci, semplicemente starci e prendere atto che quello che è accaduto e far pace con quello che è accaduto, che non volevo che accadesse, con Mh-mh. tutti i se, i ma, i perché, ma se avessi fatto Vabbè, e ve la rifaccio semplice. tutti i Se io dubbi. avessi 'ste carte qua, probabilmente ci passerei le giornate. Beh, a un certo punto smetti. È quello che A un dico, certo cioè, punto come si smetti. dice, mi verrebbe un po' la scimmia di queste carte, perché mi piacciono un sacco, sono belle, no, non è che ti creano un po' di dipendenza, perché sono veramente belle, è bello scoprirsi, è bello, no, Ti ribalto la domanda. ribaltamela. Perché quando scopri per caso che esiste un testo di Alberoni che non sapevi che esistesse e che non hai mai visto prima, quanto tempo ci passi a studiarlo? Che cosa hai detto? Esiste? Come Dov'è? esiste? Devo recuperarlo. No, ma supponiamo, Di no, chi per stesso stai assurdo parlando? viene scoperta una cassaforte segreta, Con tutti un manoscritto mai pubblicato del professor Alberoni e te lo danno in mano. mi svengo dalla gioia. Capito, ma capisci? È la stessa cosa. Vabbè, andiamo avanti. Andiamo avanti. 3 sostantivi o 3 animali che vi definiscono. Io definisco lei, lei definisce Ma me. fate quello che volete. Allora, per me Mi son messa le piante intorno oggi perché per me Monica è mi lo son fatta la cornicetta, è lo vai. yin e lo yang, A posto. la profondità e anche la neurodivergenza. Eccola là. Perché alla Te E Monica? per me la Vale è gioco, mi ha riportato tantissimo nella mia vita, Mh. intuizione iperbolica, ha una capacità intuitiva impressionante e ovviamente anche lei neurodivergenza. Pochino. Tanto così. Ma qui se non siamo neurodivergenti non li vogliamo, No, quindi esatto. Perché divergenti non basta più, no? Ma no, ma no, ma no, bisogna essere così. Va bene, bisogna accettarsi così perché siamo insomma, perché la divergenza che cos'è? È la diversità dalla normalità? No. Ecco, che cos'è? Spieghiamola ai radioascoltatori, perché noi ogni tanto usiamo dei termini che noi sappiamo cosa vogliono dire, magari i nostri radioascoltatori hanno bisogno di scoprirlo. La Che cos'è la divergen neurodivergenza? Sai che la divergenza, adesso non ricordo il nome in questo momento, perdono, lo psicologo che per primo definì la personalità agli inizi del secolo, definì anche la divergenza come quella capacità, attraverso l'uso di, parti del sistema nervoso, meno frequentemente utilizzate, di utilizzare il cosiddetto pensiero laterale creativo per la risoluzione di un problema, cioè riuscire a guardare fuori dalla scatola, Mh-mh, come se tu fossi un osservatore esterno, mh-mh. e, quindi identificare cose che normalmente non identificheresti. Certo, il pensiero laterale, Sì, la eh, divergenza è esattamente quello. che è una skill importantissima, una soft skill Sì. importantissima anche, no, Beh, sì, ma, un sacco di cose hanno nomi, ridondanti e sovrapponibili, semplicemente perché in alcuni contesti piacciono di più alcuni nomi e in altri contesti piacciono molto meno. certo. Divergenza in ambiente, aziendale fa scattare l'amigdala del CEO che dice: "Questo è pericoloso, mi distrugge l'azienda e me la manda a fuoco". E invece pensiero laterale: "Oh caspita, questo è uno creativo che mi risolverà un sacco di problemi". Invece è la stessa Stessa cosa. cosa. Caro CEO, hai preso una travata, ci dispiace per te. Allora, cosa vorresti come amico immaginario? Un drago o un unicorno e perché? Domandona seria. Io vado di drago, perché ho proprio la scena davanti di me che cavalco sul drago col guanto nero in mano. Andiamo. Guarda che è un'immagine Scusa, potentissima, guarda che non ho ancora chiamato il radioascoltatore collezionista di Io guanti di ferro non di perderò la armature. Ah, speranza. okay, quindi poi lasciamo poi il nome di Valentina, mi raccomando, radioascoltatori, mi raccomando, chiunque abbia un guanto di ferro si metta in contatto con la signora che così almeno risparmiamo già qualche cosa. Va bene, okay, tu sei col draghetto, tutto a posto, tu? Io sto con l'unicorno a questo Giustamente, punto, brava. facciamo io Giustamente. sto con l'unicorno perché è un animale che ha un
forte significato di pulizia, Certo. purezza. Io sono E con soprattutto è un equino, quindi se lo tieni in giardino te lo concima, che è una bellezza. Cioè, abbiam capito che qui c'è il quarzo ialino, che è bello, bianco, purissimo, gli unicorni, ma non ci si esime dal concimare i giardini. Oh, fa parte L'utile e il della dilettevole. no, ma come diceva De André, dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fiori. Giustissimo. benissimo. Neanche dal quarzo. Infatti sono gli unicorni che Appunto. concimano. Io ho un unicorno sulla scrivania. Io c'ho la matitina, mi ricordo. Hai visto? Ah, che bella. Va bene. Che tipo di viaggiatrice sei? Golosa. Cosissima, devo Ma scoprire sei il viaggiator tutto. goloso? Il viaggiator goloso è La non marca dell'Unes. non si possono dire cose. Non si può. No, ma golosa veramente. Perché fai cioè, i tour per andare in giro a mangiare, a scoprire cose buone dei posti? è bello. Sì, di che Attraverso ha attraverso voglia. il cibo conosci un sacco di Ha voglia. storia, di cultura. Certo. È fantastico, è veramente Il fantastico. posto dove hai mangiato meglio? Al momento in Tunisia. Cosa hai mangiato? A parte il couscous intendo. Esatto. No, le loro C'è insalate altro? che Sì, c'è esatto, sto molto scherzando. altro, Ci c'è sono dei molto dolci altro. spettacolari, Sì, mamma dolci, mia, la dolci, pasticceria paura, tunisina. paurissima ai dolci. Sì, buonissimo. E lei, signora Monica Moro, Dove ho vuole mangiato andare? meglio? Grecia. Io sono curiosa, ma è la stessa logica, nel senso, mi piace proprio andare a scoprire le abitudini, la cultura, la cucina, cosa vedono di diverso da noi, Sì. per quale motivo, e quali sono i punti di contatto, quelli di divergenza, è bellissimo. Va bene, allora, qual è la cosa che amate di più del vostro lavoro? Per me l'imprevedibilità. Assolutamente l'imprevedibilità. Che è imprevedibile anche da pronunciare. Sì, Come ma si l'imprevedibilità, al di là del fatto che abbiamo portato uno strumento che di per sé ti mostra quanto sia imprevedibile cosa può uscire da una persona quando guarda un'immagine, è proprio che tante volte hai Che cos'è? vedi quanto è imprevedibile la Luisella. Che cos'è? È il Che cos'è? è il libricino della spiega. È il libricino della spiega di quelli del telefono. Ah, il telefono, Del così. telefono. Mi raccomando, sgarate Chiamate. 0292947222 per parlare con loro due. No, che cos'è questo libro che ci avete portato? No, questo è il libretto dove si parla e si spiega ogni carta, perché Mh-mh. queste carte, essendo rotonde e non rettangolari come queste, hanno la caratteristica che in base all'orientamento in cui le peschi cambiano di significato e sinceramente, visto che sono tante, io non riesco a ricordarmele tutte nei loro Ah, significati. okay, allora Quindi il bugiardino serve perché effettivamente io non sono una tarologa, quindi non sono un'esperta di tarocchi. Io tarologa si chiama? Sì. Ah, tarologa. Sì, sembra una Non malattia, taroccologa, no, No, taroccologa. tarologa. Tarologa. Ma c'è No. chi li studia in modo molto serio. Sì, Jodorowsky sì, aveva no, fatto no, uno ma per studio carità. psicologico degli archetipi associati Ma ci ai mancherebbe tarocchi adesso e ne facciamo simbologie, intrattenimento esatto. e mi permetto anche di ridere e scherzare con le ospiti, ma voglio dire, sappiamo che siete e qui uguale perché son 52 ma non sono per poi niente sappiamo che con le carte non si scherza mai però. Si gioca ma non si scherza mai. C'è chi ha paura. c'è chi ha molta paura. Non facciamo nomi, ma qualcuno qui in studio non ha voluto giocare con le carte, ma vedremo poi. Allora, immaginiamo di poter stare finalmente una settimana senza internet, senza telefono, senza mi raccomando poi riaccendete però il mercoledì quando c'è pesca dalla rete, mi raccomando, non è cioè alle 15:30 mi raccomando tutti riconnessi, poi vi rispondete e fate quello che volete. Immaginate di stare una settimana senza internet. Cosa fate? Io penso a un meraviglioso cliente che manda avanti un'azienda agricola, penso che andrei a lavorare in fattoria da lui. Oh, che meraviglia. Ho bisogno di lavorare con la terra e le Ah, che piante. bello. A me rilassa tantissimo, a me piace da Proprio matti. un'attività Mh-mh. centrante per me, potente. Infatti ho il giardino e ogni tanto Perché poi è quella stanchezza che ti dà soddisfazione, è quella stanchezza della sera che sei lì con la testa che ti scoppia perché hai ascoltato 750 persone, hai fatto 450 call, hai dovuto parlare con 500 perché io sono una grande partita IVA, faccio tutti questi numeri in un giorno, mi raccomando, io tutto in un giorno. hai sovraccaricato la capacità di calcolo della mente razionale.
Sì. Hai sovraccaricato la capacità di calcolo della mente razionale, che è in grado di elaborare circa 40 bit al Certo. secondo. Se lo dice lei che è scienziata, io alzo le mani, sovraccaricato, No, scusate. ovviamente adesso ti chiamerà qualche altro neurobiologo dicendo che ho detto il falso, per cui Veramente? no, il dibattito scientifico è la cosa più comune Mh. che ci sia, perché poi c'è sempre un paper che non hai letto, qualcosa che è appena stato scoperto e che quindi ti dicono: "No, guarda che non è così perché" va Ma bene, loro non hanno letto quello che hai appena scoperto tu? è il bello, cioè la Il bello è dialettica, la questo. discussione Certo. costruttiva è bellissima. Allora, quindi, avete deciso cosa fa tu hai deciso cosa fare? Io credo che leggerei un sacco, studierei un sacco, farei ricerca su carta ovviamente, perché non avrei i mezzi Certo, telematici, ma sì, studio. che Matto e bello. disperatissimo. Cosa? Studio matto e Ah, disperatissimo. studio matto e disperatissima. Va bene. Staccare lei da studiare è come staccare me da studiare. È come staccare me dallo scrivere. Esatto, Va più bene, o meno. allora stacchiamoci invece da tutto ciò e ridiamo. Vediamo, fateci ridere, cosa fareste di buffo se foste invisibili per un giorno? Oh, fantastico. Io penso che starei lì ad osservare, proprio ridendo come una matta, cosa fanno in casa mia i miei familiari. Ah, pensavo ai tuoi fantasmini. No, quelli li No. vedrebbe se fosse invisibile, quelli li vedrei Esatto. e riderei con loro. Esatto, appunto. Guardando come se la sfangano, le persone di casa quando non hanno la possibilità di interrompermi ogni 5 minuti per chiedere cosa devono fare. Eh sì. Perché tu Monica vivi in una famiglia affollata. Sì, siamo 5 in casa, quindi tra No, i 3 gatti 5 umani, 5 gatti, e un pappagallino cochino, 2 tartarughe e 2 pesci, quelli non parlano. Almeno loro. in compenso vi assicuro che il suo cochino, Parla per tutti gli è un bel altri. canterino. Salutaci Cochino poi, Assolutamente, la prossima volta lo porto in trasmissione. Ma come no? Gli porto Nuvola così si congiungono, si risalutano. Va bene. Allora, partiamo allora con la risata. Regia, vai con la risata. Facciamo Allora, come diceva il grande Enzo Petria, entriamo poi nel tipo di trattativa, no? Esatto. Cosa ci volete fare nel vostro lavoro? Mi sembra di essere Parlami di me, la tua scelta. E il panico si legge negli occhi degli studenti che scappano a gambe levate o aspirano a Oppure scappare a peggio gambe ancora, levate. quando a scuola ti chiedono: "Parlami di te, la tua scelta", tu ti sei preparato come gli altri studenti prima di te hanno già parlato lo stesso. Dici: "Ah, va Allora ve ne bene, dico a Marzullo, fatevi una domanda e datemi una risposta, marzullatevi da ci soli. marzulliamo". E a proposito, cosa fai quando ti capita quale cosa? Che, appunto ti sei preparato un argomento da portare a una Sì, proprio sempre. Certo. Anche Quindi perché cosa è facciamo? parte del lavoro improvvisare, perché come Voglia. avevamo detto prima non sai mai quello che ti capita, perché potrebbe emergere qualcosa che Va bene è dai, ho capito, volete inaspettato. che io giochi con le carte, lo Ma so. poi tocca a te, Ma tu non tocca a tu non hai te. ancora pescato, non cercare di fammi la defila furba. hai No, capito? fa la Hai capito furba, dove pesca la carta. Pesca Va la bene. rete, pesca la carta. Se te lo dice la pesca poi non puoi Non posso esimermi. non puoi esimerti. Vai. Prendo lei. Scelgo te. Chi Scelgo era? I te. Pokémon. Allora, vi devo interrompere perché c'è una cosa serissima. Abbiamo 4 minuti, quindi facciamo questa cosa qui della carta e poi partite rapide sui consigli per i nostri Mi darai radioascoltatori. anche tu. Io. Questa è la Oh carta. signore, Velocissime? che bella. Allora, Wow! 4 minuti, è un tic tac, tic tac, caleidoscopio. tic tac, tic tac. Quelli di quando eri piccolo che giravi, facevano tutte le forme diverse. Coloratissimo, brillantissimo, bellissimo. Può anche essere un bellissimo acchiappasogni perché sembra che abbia un cordino sopra. Perché glielo facciamo vedere? Sì, un po' È un orecchino per me sostanzialmente. Può essere un bellissimo È un orecchino, è orecchino vero. fantastico, guardate che meraviglia.
Possiamo bucare la carta. Non si fa. Quanti minuti abbiamo ancora, regia, no? Per 2 saranno 30 ormai. secondi. 3, dai, basta, dobbiamo dare anche consigli per Questa me la i tengo nostri per dopo e poi ne radioascoltatori, parliamo. poi ne parliamo in macchina. Aiuto. Allora, ognuno di noi peschi da questa mazza, Pesca, la pesca. Cosa devo fare? guardi Pesca? la carta, Oddio, Io un guardo signore, questa. bellissima. io guardo questa e benissimo, guardiamo la carta un secondo, senza dire che carta è, diamo un consiglio. Allora, il mio consiglio è di brillare sempre. Perché la carta del sole, era facile. Il mio consiglio è: centratevi, ma se potete tendete verso l'alto sempre. Il mio consiglio è: non date mai interpretazioni fisse di ciò che è accaduto nel passato, perché ogni singolo momento è un nuovo inizio. Bella. Non ancoratevi a spiegazioni del passato. Quanti minuti abbiamo ancora? 2 minuti! Siamo Allora, state velocissime. siamo state velocissime. Allora, io vi ringrazio perché ci siete, ci avete fatto proprio divertire. Mi spiace che i nostri radioascoltatori non siano intervenuti, ma interverranno un'altra volta. Allora, grazie per i vostri interventi, grazie. Tornerete sicuramente ospiti di Pesca dalla Rete o Pesca qualsiasi altra cosa, ma come tornerete qua sicuramente. Grazie. Abbiamo un acquario la Grazie prossima a volta, voi. vero? Se le persone non hanno avuto modo di chiamare ma sono interessate a questo tipo di lavoro con le carte, periodicamente facciamo degli eventi che si chiamano Te con gli archetipi, seguendo sui nostri social sapranno quando sarà il prossimo. Ma meglio di così, cosa volete? Un tè con gli archetipi e con loro due. Mamma mia. Dove devono firmare? Allora, Giuro che non porto il guanto. Però portatelo voi, perché A me serve. No, il quarzo tu non no, porti no, il non quarzo. porto che no. Io ringrazio Monica Moro, Valentina Cavalieri, ringrazio alla regia, ai 1000 tasti pulsanti e ai 750 monitor, la nostra Natalia, e salutiamo anche Sveva che è a casa oggi. Vi ringrazio e vi saluto, vi auguro buona radio a tutti, a presto, ciao, alla prossima puntata. Grazie, ciao. 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 Avete ascoltato Pesca dalla Rete, le voci fiere di una nuova prospettiva.